food sostenibile. Questo è un semplice messaggio che abbiamo scelto per riassumere tutto l'impegno che ha da tempo l'Università di Udine nei confronti del grande tema dello sviluppo sostenibile. Io direi che non è esagerato nemmeno sottolineare che il nostro Ateneo nasce proprio già nel 1978 sulle basi di alcuni principi che poi trovano spazio, sappiamo, a metà degli anni '80, proprio nell'elaborazione di quello che viene definito un concetto valore di sviluppo sostenibile. Perché dico questo? Perché l'istituzione del nostro Ateneo, di quella che noi amiamo chiamare l'Università del Friuli, fu voluta proprio, un caso unico anche nel panorama nazionale, dalla volontà popolare. Dopo una tragedia, una terribile tragedia, quella del terremoto del 1976, le popolazioni friulane, le istituzioni di questo territorio lanciarono una raccolta di firme proprio per una proposta di legge volta a istituire una realtà di alta formazione, di ricerca, che voleva dimostrare la volontà ferma di un popolo, di una comunità ferita da una grande tragedia, di costruire il proprio futuro, di puntare per fare questo su strumenti legati all'alta formazione, alla promozione della conoscenza, all'attenzione nei confronti dei giovani. Tutte queste dimensioni, credo, oggi possiamo definirle dimensioni volte alla sostenibilità. Il primo articolo poi del nostro statuto proprio pone in chiaro che la finalità del nostro Ateneo è quella di contribuire allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico del Friuli. Ancora sviluppo sostenibile, come possiamo dire oggi con parole più moderne. Per chi non ha ancora una certa familiarità, usiamo questa espressione, nei confronti di questi temi, del concetto di sviluppo sostenibile, forse le mie affermazioni potranno suonare strane, forse potranno sembrare fuori tema, eppure non è così. L'attenzione piena alla sostenibilità, a uno sviluppo che, usando una traduzione più appropriata del concetto, dovrebbe essere definito come sviluppo durevole, cioè che guarda al futuro. Questo è il senso proprio profondo del concetto di sostenibilità. Ecco, l'attenzione a questa dimensione anche nel nostro Ateneo esprime un'attenzione verso tutte le dimensioni della sostenibilità, accanto a quella che per prima viene in mente quando si sente parlare di questi concetti, cioè quella ambientale, ecologica. Non dimentichiamoci che il concetto di sviluppo sostenibile rimanda anche alle dimensioni sociali ed economiche, con naturalmente sullo sfondo il contributo fondamentale, cruciale, delle istituzioni volte a garantire il pieno raggiungimento di queste dimensioni nella logica dello sviluppo sostenibile. E tra queste istituzioni noi riteniamo si ponga a pieno titolo anche l'Università di Udine. Devo dire la verità che è da diversi anni che abbiamo voluto mettere in primo piano tutto quello che nel nostro lavoro quotidiano dedicato alla didattica, alla ricerca, alla interazione con il territorio, alla dimensione internazionale, ecco, tutto ciò che è volto a costruire in questi ambiti un presente che garantisca un miglioramento della qualità della vita delle persone, senza però dimenticare con questa iniziativa di porre attenzione ad un rischio, cioè quello di ottenere un proprio benessere a discapito del benessere delle future generazioni. Ebbene, questa attenzione per noi è centrale e strutturale proprio nella nostra attività. E lo facciamo da tempo, ma in maniera proprio particolarmente attenta da quando nel 2016 abbiamo aderito come Università di Udine
ad un network molto importante che è il network della rete delle università per lo sviluppo sostenibile, RUS in sigla. È un coordinamento voluto dalla conferenza dei rettori delle università italiane e che oggi vede presenti al suo interno oltre 75 atenei che vogliono assieme cercare di intensificare, di porre sempre maggiore attenzione nelle proprie attività a quelli che sono i cosiddetti obiettivi dello sviluppo sostenibile, quei 17 grandi temi, grandi obiettivi che appunto attraversano le varie dimensioni della sostenibilità, quella ambientale, quella economica e sociale che citavo prima, con diciamo riferimento principale appunto un documento che è stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2015, cioè la cosiddetta Agenda 2030. La RUS quindi è una rete di università che vuole dare una forte accelerazione al nostro paese nel raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. L'adesione convinta, attiva, coinvolgente dell'Università di Udine alla rete dell'Università per lo sviluppo sostenibile, che abbiamo rinnovato anche nel 2020, è un qualcosa a cui lavora tutta la comunità universitaria dell'Ateneo Friulano. Lavorano gli studenti, lavora il personale tecnico-amministrativo, lavorano ricercatori, docenti. È un modo per comunicare all'interno, ma anche all'esterno, questo nostro impegno, questo nostro costante lavoro verso la sostenibilità. E oggi l'area del nostro sito web dedicata proprio al tema Uniud sostenibile. Basta entrare dalla home page nell'area Ateneo Chi siamo e troverete il link a questa nuova e interessante modalità per raccontarci a tutti in tema di sviluppo sostenibile. Lì noi mettiamo in maniera aggiornata tutte le iniziative coordinate da un apposito gruppo di lavoro voluto all'interno dell'Università di Udine, un gruppo di lavoro che si collega strettamente alla Commissione Sostenibilità che è stata creata dal Consiglio degli Studenti. Quindi ancora una volta tutta la comunità universitaria dell'Ateneo Friulano al lavoro verso la sostenibilità. E come abbiamo voluto indicare in questo contesto nel sito web dell'Università di Udine, noi lavoriamo sui vari temi. Abbiamo ancora usato le parole chiave dell'ambiente, dell'economia, della società. In tema ambientale possiamo ricordare per esempio il nostro impegno dal punto di vista non so, della gestione delle risorse come l'acqua, l'introduzione nelle sedi dell'Università di Udine degli erogatori d'acqua per riempire i contenitori, le borracce di acqua e quindi per contribuire in questo modo alla riduzione dell'uso della plastica, ma la gestione dei rifiuti nella tradizione ormai pluriennale del nostro Ateneo e nelle versioni anche più recenti come l'iniziativa legata al riuso dei materiali che uscendo dall'utilizzo delle nostre attività universitarie possono però essere utilizzati da altri soggetti, alla gestione della mobilità per favorire una mobilità che sia il più possibile appunto sostenibile, meno impattante sull'ambiente, al ricorso alle energie rinnovabili. Per quanto riguarda la dimensione sociale, ricordiamo l'impegno, anche questo pluriennale, del nostro Ateneo nei confronti dei temi delle pari opportunità, del benessere organizzativo all'interno della nostra istituzione, ma anche alle iniziative molto importanti nella nostra epoca come quella della attenzione ai processi dell'invecchiamento attivo. Ultima, ma non da ultima, la dimensione economica, quella che per esempio noi raccontiamo con modalità anche nuove nei rendiconti sociali, come si chiamano questi bilanci che
raccontano appunto le iniziative dell'università al di là della dimensione strettamente economico-finanziaria, ma penso all'attenzione dedicata al mondo del lavoro, al lavoro all'interno dell'università, ma anche al lavoro all'esterno, in particolare per i nostri giovani laureati che devono trovare una collocazione dignitosa, adeguata alla loro formazione nel mondo del lavoro così dinamico, così particolare in questi tempi. Ma penso anche all'attenzione che dedichiamo e che l'Università di Udine dedica da tempo, anche quindi con una dimensione di sostenibilità, al mondo delle imprese, con il quale noi dialoghiamo da tempo, con il quale collaboriamo. Pensiamo solo alle grandi iniziative nell'ambito della didattica, dei tirocini, degli stage, pensiamo alle iniziative di collaborazione nell'ambito della ricerca e poi naturalmente nella dimensione del trasferimento tecnologico. Una UniUd sostenibile a tutto tondo, quindi, che spero voi avrete l'interesse e la curiosità di osservare, di giudicare, magari anche di consigliare, perché è per questo che noi lavoriamo quotidianamente al nostro interno, ma guardando a tutto ciò che ci circonda.